una scuola professionale, parrucchieri, estetisti, legalmente riconosciuta, ma anche tanto altro, perché c'è una ricerca continua, cercate sempre di fare qualcosa di nuovo, insegnarlo e poi mostrarlo. Sì, il nostro punto di forza è quello appunto di trasmettere quella che è la metodologia per andare avanti verso il mondo del lavoro, che è sempre più esigente. Infatti noi non andiamo solo per un concetto del parrucchiere, dell'estetista in sé, ma in tutto quello che poi gira intorno. E adesso abbiamo anche corsi per quanto riguarda il tattoo, con il grande maestro Aron faremo anche come primo anno qui a Siracusa un corso di operatore onicotecnico legalmente riconosciuto, che consente anche l'abilitazione alla professione, per cui rientra sempre nel nostro settore del mondo della moda, del benessere, di quello che è il concetto però poi dell'atto pratico e quindi del lavoro in sé da praticare e da svolgere a 360 gradi, preparati in tutto. Luana è la modella che avete scelto quest'anno, che lavoro avete fatto su di lei? Allora, su di lei abbiamo creato prima una colorazione preparata a scuola, dove abbiamo creato delle tonalità che si avvicinassero molto a quello che era il colore del caffè con tutte le sue sfumature. Poi il nostro caro Salvo ha creato dei body painting, come vedete qui, con un logo di un'azienda di caffè, e dietro ha creato anche una macina antica da caffè, tutta fatta con colori in acquarello che vengono appunto messi come body painting. Poi indubbiamente tutto viene calato in un contesto armonico come può essere il corpo di una donna. Certo, il corpo della nostra Luana, che come vedete anche lei ha un bellissimo corpo perché è una bodybuilder e quindi creata ad hoc proprio per dare il massimo splendore sia della femminilità ma sia anche del nostro lavoro artistico.